3 settimane, una settimana fa, ho letto su internet e poi uscito anche sui giornali che EDF e Areva, che erano le 2 società che lo costruivano l'EPR, EDF ha rinunciato a costruire l'EPR, ha detto che lo fate solo voi dell'Areva perché non riescono a venderlo nel mondo, troppo complicato, troppo enorme, troppo ridondante paradossalmente nei sistemi di sicurezza, quindi ci vuole niente perché è troppo difficile da gestire. E siccome non riescono a piazzarlo nel mondo, EDF ha detto facciamo delle centrali nucleari più semplici, più piccole. Sono le stesse che vogliono fare i cinesi per rompere il mercato occidentale. Quindi le PR che noi stiamo comprando a occhi chiusi, i francesi non riescono a vendere a nessuno. Allora già basterebbe questo per aprire un dibattito serio, non ideologico, vuol dire, no? Dopodiché il rischio è quello lì, che il dibattito non si apra, che poi a un certo punto avremo tutte queste persone in piazza che con la fatica, sudore a manganellate devono trovare spazio per cercare di dire faticosamente una cosa sensata.